Ok. Allora. Gianmox, posto del luce per piacere. Certo, Thank you. 1, 2, 3. Allora, siamo tornati. Siamo tornati. Allora, dove eravamo rimasti qua? Quali altri guai dobbiamo passare oggi? You again. Ah, giusto. Dobbiamo prendere il nuovo Alter che avevamo lasciato l'altra volta. Allora, Giannox. Non qui, ma qui. Eccolo qua. Il terapeuta facemmo. Sì, O il medico, mo non mi ricordo. A parte che mo ce lo dice. ehi, Salve. bella. Hello there. Are you feeling okay? Lui c'ha la faccia da terapeuta. Da terapista. Vabbè, va bene anche terapeuta. Ok, tutto tranquillo. My Terapeuta. neurotransmitters are a mess. My mind's alert intellectually, but there's this numbness. Ok, mi hanno rimesso la chat, così non ce ne dimentichiamo. Hey, wait. Am I on immunosuppressants by any chance? Che abbiamo dato. Sì, è una precauzione necessaria. It's a necessary precaution. Yes. You wouldn't mind grabbing me a coffee, would you? Certo. Sure. Well, we've got plenty of coffee. You can have all you want, but first. Fatti spiegare prima la situazione, poi ti fai tutta la macchinetta, poi lo coltivi e lo fai Answer per a few la simple puoi questions for me. I'm yours for the taking. But please don't quote me on my answers. I'm not quite feeling myself. Of course. Let's take it Okay. easy. Why don't you start by stating your name and role on this mission? Oh, gee, that really is simple. My name is Jan Dolsky, Okay. and I'm a mental health Allora. specialist. I'm also here because of a pioneering project I initiated on my socials. In short, Quindi stiamo the goal is to trovando raise tutte awareness about the figure psychological professionali che ci challenges of servono per suicide questa missions. missione, ma tu guarda sempre un But po', enough Gianmarco. about me. La vita. Tell me Vabbè, about yourself. vabbè. Anch'io sono Juan, Well, perché this might che be siamo anche noi disturbing, un but clone, ma non l'abbiamo I ancora am capito. Jan Dolsky too. Disturbing. Do you find it disturbing? Tell me more. Non ti disturba? That's it. Ho Doesn't it detto bother che you at sono all te that e I tu look va like you bene, and share your chill. identity? Se per te va It bene, a certainly posto. bothers you that I'm not asking about it. Why don't you just say what you want to say? Ah, lui mo ci Okay. sta psicoanalizzando, Here giustamente. it is. È un terapeuta. The reason Crazy. we look so Sta strikingly studiando. alike is that you are a copy of me, an alternative version of my life choices. My alter. Okay, let me get this straight. You are Jan Dolsky, and I am your alter. Yes, physically we're the same, but underneath that, the quantum computer reprogrammed you with a different awareness. Wow. Attento, You dietro Venser, reprogrammed plasmatore my sapiente. awareness? Non Can I so francese raise ci sia questo awareness about Venser. that? No, ma qui dentro non può entrare nessuno, quindi non dovrebbe entrare qua. Magari lo troviamo quando usciamo. Sì, no, non so, è Ci vuoi gente. dare qualche consiglio per sconfiggerlo più facilmente? Dici tu, Francesco. Posso farlo sapere online? Sui tuoi social media qui Afraid non your social esistono. media outlets don't exist. Just like everything you think you know about your No, life. ma non ti It's all incazzare, in me. Francesco. And there's something else Perché you ti need to know. arrabbi? There are more of you. Mo in this gli base. facciamo uno snack e vediamo se riusciamo ad More of attirarlo, via. Me? No, other alters. The same person, but in different versions. Ah. Dude, I have had some mind-bending experiences in my life, but this... Allora, noi fuori dovevamo I have to esplorare say- nel frattempo. Did you mention something about coffee? You can get some in our kitchen.
While you're at it, take a look around the other modules, meet the guys, Ok, and read the mission abbiamo logs. altre due braccia, You'll find altro out aiuto, ma anche the logs or altre the guys. Both, I preoccupazioni per guess. le risorse. Però lui adesso può riuscire a calmare quelli arrabbiati. Siamo diventati una bella squadretta, già siamo 6. Mica male. Allora, organizziamoci la giornata al meglio. Abbiamo già qui avamposto avanzato per minerali, l'avamposto per il materiale organico e l'avamposto di metalli arricchiti. Allora, minerali tu li stai prendendo, ne avremo 108 per la fine della giornata, però lui è un po' triste. Guarda, terapeuta, facciamo così. Allora, qui mettiamo il terapeuta. Il botanico è un po' triste. Sembra spaventato. Vai a parlare con lui, ti rilassi, ti tranquillizzi. E vai nel non ci doppio sono sil problemi. top. Di cerche ne abbiamo un bel po' da fare e che ne abbiamo sbloccate un casino. A questo punto, come oggetti invece, il macchinario lui lo sta facendo ed è al 61%, quindi così ci facciamo anche noi sta analisi e cerchiamo di non morire. La minocenta, sì. Sensori di gravità, a noi ce ne servono 4 e tu ne puoi fare uno almeno. I filtri ne abbiamo ancora un altro, questi ce l'abbiamo. Abbiamo altri 4 piloni per poterci spostare di qua. Oh, pilona! Se tu prendi da là, ok. Ci sono i pasti da poter fare. Mi serve qualcuno in cucina. Signor Botanico, visto che tu hai cucinato come la sacchetta, non vai in cucina perché adesso abbiamo il medico che cucina anche più velocemente. Quindi il medico vai lì e cucina. Allora, e ci vai anche benissimo. La raffineria invece, scoppole di minchia perché ne abbiamo comunque pochi tra materiali arricchiti e quant'altro. Questo è il convertitore. Ok, no, ci conviene andare così e noi fuori ad esplorare mentre succedono cose. Allora, non c'è nessuno con cui parlare. Il tecnico appena finisce si deve mettere a sistemare un pochino la navicella perché ci sono dei problemi. Allora, un'attività opzionale, vediamo un po'. Crea un sensore di gravità e lo stiamo facendo. Crea uno scanner per risonanza magnetica. Pistola o corda? Dipende da che utilizzo ne devi fare, Francesco. Facci capire così almeno ci regoliamo per la risposta. Allora, ok, sì, qui noi avevamo messo la cosa per poi continuare e possiamo andare fino a qua. Ah, scusa, non avevo visto il messaggio sopra. C'hai ragione. Perdonami, errore mio. Ho iniziato l'autorità del Signore degli Anelli, ma hanno cambiato i nomi dei posti con traduzioni letterali. Pistola o corda? No, unico anello, che sparisci letteralmente. Ci hanno cambiato letteralmente tutto, Francesco. Ok. Poi per scendere vediamo un attimino come fare. Allora, vediamo di qua che c'è nel frattempo. Tanto lì stanno lavorando. Ci sono un po' di risorse da prendere e male non ci fanno. Magari troviamo i posti dove mettere quei cazzi di cosi. Allora, qua dobbiamo stare attenti che possono apparire effettivamente stronzoli. Invece di boscombroso l'hanno chiamato boscombra. Ma no, ma perché? Perché? comprendo questa decisione. Perché? C'era bisogno anche secondo te? Non ne vedi il capello. Per una volta che avevo deciso di leggerlo, è capitato. Succede? È la vita!
giorno e non posso usare batterie. Qui ne usiamo adesso soltanto uno almeno. Allora, ma questa è la zona della cuccagna, Gianmarco, qua. È la Ma è pieno panaia. di giacimenti qua dentro. Ma siamo salvi, forse? Chissà, un giorno. Non si canta mai vittoria troppo presto. lo Allora, so. un po' di minerali buono. Ci passa pure un po' di tempo. Vai. Allora ragazzi, situazione a mezzogiorno. Ok, sensore per le TAC già ce l'hai fatto, quindi va benissimo così. Potresti farci l'altro sensore. Completiamo le 2 ricerche. Dallo tecnico, aspetta. Facciamo così. Tu metti un pochino a posto qui. E il botanico a sto punto, visto che ci sono 13 di cibo crudo e per una giornata puoi lavorare in officina, ci fai uno di questi, 2 di questi, questo lo mettiamo un attimo Canta un sotto. attimo vittoria, gli chiede Francesco. In che senso canto? Vittoria? In che modo? In che tono? In che modalità? Dobbiamo cantare vittoria. Ma qualche canzone in Arg. particolare? Tu fai arg. Vittoria! Arg. Abbiamo messo anche un po' di canzoncina. Io che ne so come si canta Vittoria. Allora tu perché ci chiedi di fare una cosa che non sai prima di tutto tu come si fa? Sei un Domanda. pusillanime. Domanda. Una persona orribile. Hai toppato, Francesco? Francesco, hai toppato? Francesco, lo sai, Topperia e anche ma di noi ti stronzo. vogliamo bene lo stesso. Assolutamente. T'abbiamo voluto bene quando sei stato un farabutto. Sì, T'abbiamo voluto bene quando sei stato un figlio di bottano. sì. T'abbiamo voluto bene quando sei stato un idiota. Ti vogliamo bene anche adesso. Anche quando sei stato imbecille. Quindi noi ti vogliamo sempre bene. Sempre. Farabutto, pensi a me, figli di Tutto. bottano, tutto, però ti vogliamo bene. E di nuovo non legge. E la domanda cosa serve? Per fare tu fare domande delle cose che sai? Per sapere il parere di un altro, sì. Però dico, io questa cosa non la so, se me la spieghi io poi la faccio pure. Quindi tu come ci puoi chiedere di cantare Vittoria se non sai tu come vuoi che ti cantiamo Vittoria per cantarti Vittoria? Semplice formalità, scusami. Pezzo di Brotal. Allora di qua, situazione media. Se mi completa il coso qui posso fare lo scioppino qua. Si possono prendere un po' di minerali. Ok. Quindi abbiamo efficienza alimentare che ci fa fare il cibo più velocemente. Benissimo così. Gli alloggi privati li stiamo facendo. Sblocca un parco con una panchina dove un alter può rilassarsi nel tempo libero. Va bene. Conversione in ALX a metallo, e questo è buono per recuperare un pochino di cose. Capacità della sonda. Pilone hub per ricaricarci anche non sarebbe male, ma noi dobbiamo trovare gli oggettini sbrilluccicanti, e uno era all'inizio ma ci serviva il rampino doppio, adesso l'abbiamo fatto, quindi uno di quelli adesso ce l'andiamo a sbloccare, anche perché sblocca fattorie alimentari che possono essere collocate su qualsiasi deposito di materiale organico e producono automaticamente 3 unità di cibo crudo al giorno. Noi adesso abbiamo trovato un'altra zona miniera dove potremmo costruire la miniera. Invece di quella ci mettiamo quella del cibo, si fa il cibo da solo E farmi il cibo, sì. e si fa anche il cibo. Aumenta l'efficienza delle fattorie alimentari a 6 cibo crudo al giorno. Ogni giorno 6 carotine. Così. Che non si buttano. Ok. Ok, allora. Mi fai alloggi privati e parco con panchina.
se iniziamo a trattare al meglio gli alters e non abbiamo problemi, 2 cartucce ce le hai fatte. Ci abbiamo già qualcosa. Facciamo solo questo e lo facciamo spostare in una miniera, ok. Con il set di piantagioni ci vuole più tempo per produrre cibo crudo, ma richiede solo la metà del tempo della quantità di materiale organico. Allora. Di cibo no, raffineria no, cucina abbiamo già 10 pasti. A questo punto io metterei un 15, così siamo a posto un paio di giorni e ci abbiamo a breve 2 braccia da poter utilizzare. Allora, potevamo aprire il passaggio qui, se non dobbiamo fare lo giro ogni volta. Ok, di qua ci sono un pochino di minerali, prendi tutto. Allora, qui però si poteva salire, abbiamo anche 2 batterie, anzi 3 batterie. Gli stronzoli? Ah beh, gli stronzolini, questi qua almeno riusciamo a farceli, ci danno pure qualcosina. Da questo come si muove? Vista la situazione, visto l'orario, aspetta, facciamo così. Facci altre 4 batterie. Spara un attimo con la tua pistola a pistole. La sparapistole? Tipo la sparaporta. No, ehi, troppo vicino. Troppo vicino. Troppo vicino. E tu sei quello che ancora non riusciamo a togliere. C'è un altro srubalino. Faccia la ricarica. C'è un altro passaggio qui che possiamo... Minchia, sto riuscendo a fare un sacco di cose oggi. Buono. Ok. Qua dentro cosa c'è? C'è un passaggio sempre per andare di qua. Qua possiamo scendere, ma c'è lui lì che non possiamo fare niente. Ok. Se scendiamo di qua, ok, mi hai fatto venire fino a qua per salire. No, per un Kaizen per scendere. Con qui che c'è un cancello energetico e la zona qui dove si può mettere la miniera, ma se ne deve andare prima lo stronzo. Spara un attimo con la tua pistola a pistole. La pistola spara a pistola. Non mi era perso questo dettaglio della pistola a pistole. Allora. Ehi, vai via. Non mi toccare. Non mi toccare. Smetti. Non mi devi toccare. Almeno così ci siamo sbloccati anche il passaggio giù e dopo ci possiamo tornare. Allora, qui è pulito. Nella zona qui si potrebbe vedere di fare qualcosa, però dobbiamo portare i Kaizen di qua. Allora, cerchiamo un attimo di capire. Di là è la zona dove stiamo venendo e qui c'è un'entità, quella grossa. Qui dice che c'è
C'è un'altra stradina verso l'alto. Vediamo la situazione qua come sta andando. Ok, hai fatto anche il puntone, quello grosso. Okay. Ah, era da fare soltanto uno, ok. Posizione il sensore di gravità in cima al canyon. Quindi possiamo portare avanti la quest principale e andarcene da qua buono. Installa lo scanner MRI nell'infermeria. Questo mo forse dobbiamo andare lì direttamente. Ok, questo mo lo vediamo appena torniamo. Qui sopra mo che c'è? Che sono le 17, dobbiamo iniziare a tornare indietro. Allora, minerali buono, ma li possiamo prendere la prossima volta. Allora, sì, sta mappa è già un bel po' più grande della prima. Noi dobbiamo arrivare qua su. In qualche modo. Ok. Qui ho trovato altre due zone da esplorare. Ma dove scendiamo? Ok, se facciamo il giro scendiamo qua, scendiamo ottimamente. Quindi posso permettermi anche di usare ed esplorare qua. Allora, batteria. In fight dovremmo reggerlo. Già armato perché qua due persone, l'entità, eccolo appunto. Ehi, vediamo, è troppo veloce. Ok. Our surface exploration vehicle. So this is where you landed. Altro filmozzo? Magari. Busted. Oh, Shame. aspetta. Persone che finiscono sempre le tue frasi. I due amici finiscono sempre le frasi dell'altro, Perfetto. ma riusciranno mai a smettere? Perfetto. Ci abbiamo anche il filmozzo. Another Ottimo. movie. No, This one was actually on my pilot non lo sheet. accetto. Non lo accetto, si era buggato sulla valigia. Ah, ma scusa. No, non lo accettavo già. Ma la valigia sul letto è quella di No, avrei dovuto nuovi rifare tutto quello fatto oggi e stavamo facendo un casino di Madonna mia. E qua è bella grossa. Va bene, gioco, va bene. Però... Ehi. Sento un brutto suono, Giannox. Sì? No, qui intanto c'è del Rapidium e ci può servire. Dici tu. Qui possiamo eventualmente col Kaiser liberare il passaggio, non adesso. Però magari se ci fai un attimino questa e noi ci cerchiamo almeno il giacimento qui. Possiamo metterci sulla strada per fare una bella cosa. No. Ah già, perché c'avevo gli altri ancora laggiù. Niente. Punta verso di qua. Quindi sei proprio qua nell'angolo o sei qua dietro? È possibile che sia là dietro. Sì, sei proprio tu qua dietro. No, ok, qua ci dobbiamo tornare perché è troppo tardi. Però qui ci sono un bel po' di cose da prendere. Mi sto allontanando effettivamente troppo.
Ok, non possiamo neanche passare, quindi ce ne dobbiamo andare soltanto alla base. C'è il filmozzo stasera. Filmozzo del settozzo. E c'è pure... Ah no, qua è la roccia dove stavamo prima, quindi si può spaccare da qua per risparmiare la batteria. No, ok. Io continuo a sentire brutti rumori, brutte cose, brutte situazioni. I Village People. No, Ok. non penso che siano su questo. No, no, perché ti blocchi all'improvviso e non cammini? Gioco. Dai, A me vedi piacevano i Village Alters. People. L'unica cosa è andarcene da qua. Stiamo prendendo un altro po' di minerali. Tutto. Scendi. Sta facendo il mimo sul precipizio e non andava giù. Ok, vediamo un attimo una cosa. Sì, e rispuntiamo praticamente là. Ok, ok. Scendi, scendi. Ok, di là torniamo indietro. 50 secondi, ok, va benissimo. C'è un po' di materiale organico. Di qua scendiamo nella zona dove eravamo prima. Ok. Stacca, stacca, ci stanno tracciando. Stacca. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Stacca, stacca, vai di qua. Buttati giù. Via. Ok. Filone teletrasporto, in modo a cui ci possiamo anche muovere un attimino meglio per collegare le altre cose. Allora, domani mattina grande esplorazione per il punto bonus qui. Grandi festeggiamenti alla casa, in casa, c'è tanto cibo, tanto, E ricchi premi e cotillons e c'è il filmozzo. del settozzo. Vai col filmozzo. Nothing like a movie. Sempre right? Chris e Jack. A posto. Prego. Che stile sarà? Ah, ok, proprio un Hey film. man, I was thinking, have you ever noticed how often we Finish each other's sentences? Yeah, we have lived together for way too long? Right. I feel like we've probably had every conversation two people can have. Right. So we always know what the other one is. thinking. Right. But like, specifically, why? Did we do that? I don't know. Like, where do you think That compulsion comes from? Not sure, because it's certainly not like a. endearing quality? No. No. Mostly Ok, I dov'è la show purgatina in like tutta sta listen, situazione? Right, and we're empathetic. yes, And also maybe a little bit impatient, right? We're kind of like insufferable. Pass me another beer, know-it-alls, please. Can't handle the Yeah. idea of like an unresolved, melody. Right. And in a way, it does sort of make us really annoying, right? Well, like we could totally Stop if we want to, obviously. We just have to face our fears. Uno dei due sta immaginando l'altro. Tu dici un trip del genere. Madonna del E il Signore. tecnico ha bevuto la birra e ha fatto i God. profili. Right. Non è botanico, si è fatto passare la birra. Can we Dato. actually Stop? I don't know. Sure doesn't seem like it, but like I have total autonomy over my own. thoughts, right? And I certainly Can't be read. like a book It's like my mind tells me to just stay quiet for sure, but like then somehow the instinct to finish a sentence. kicks in as if it's Totally out of my my control, right? And I'm like stuck in some kind of sentence. Molto particolare, come sta durando troppo. A me è capitato con alcuni amici, però è troppo that we La così. would vita è never strana otherwise così. say, right? My foot has an Area code all its own that's in a Peruvian rug shop. located entirely That's within the ridiculously International amusing. Space PlayStation, and it's a Pluvia stafama stage wells. Those were all the things I was going gonna to say. and the fate word at the end. What is happening? Oh my god. Wait, maybe the reason we keep Finishing each other's is sentences, because they're not. each other's sentences. Maybe O we're siete tutti e actually due la only stessa one persona. Magari sì. person. Sì, si stanno unendo, lo zio. Si stanno unendo. Oh. Andate da peccato, No, lo zio. it's really annoying. Right. Yeah. Ma c'era anche tutto... No, non No, era. non era... no. Era una coincidenza. Vabbè. Era una menzogna. Vabbè. No. È stata una serie di fortuite coincidenze ripetute. Una serie di per sfortunati eventi. Vabbè, è stata a giocare. Busy day, huh?
Sembra Frostbite. Oh, What do you use for filling? se non ricordo male, Usually no. red wells Ok. to light up Jesus. Frostpunk. Devo ancora finirmi il secondo, porcaccia la miseria. Ed era anche sul Game Pass. Rimandaccia la miseria. Che mo se l'hanno tolto me lo devo comprare. Rimannaccia la miseria, parte 3. Vabbè, giornata positiva. Si va a letto. Si va a letto. Cosa potrà mai accadere? Polizia. Il sole è lontano. E fino a qua sempre va bene. Questa è sempre una cosa buona, che noi abbiamo guadagnato almeno 2 giorni da lì. Allora, dobbiamo mettere nell'infermeria dobbiamo mettere il macchinario. Ok, monta lo scanner. Ok, torna dopo il lavoro per fare una risonanza magnetica. Ok, stasera ci dobbiamo fare la risonanza. Allora, nel frattempo ci vuole parlare il tecnico che è nella serra. Aspetta, però noi mica abbiamo ancora quei due qui. Ragazzi, siete stati tutta la giornata a fare terapia, tutta la giornata. Ma oggi andate a cacare. mo ci lavoro un pochino. Allora, ci organizziamo in questo modo qua per oggi. Allora, state tutti bene, state tutti tranquilli. Cibocelli? Ci sono altri 7 di cibo crudo. Quindi lui mo adesso cucina fino a 15 e li copriamo tutti. Allora direi nella serra facciamo tornare il botanico. Se lui nel dubbio ci fa le coltivazioni con la metà del tempo e iniziamo a recuperare un altro po' di cibo. In officina invece ci va il tecnico e ci fa la cartuccia perforatrice per poter esplorare là. Ci servono i piloni, tante piloni. Oh, pilona! Tanta pilone ci serve, già ma tanto pilone. Tanto pilone. Dobbiamo portare energia un pochettino ovunque. Più pilo per tutti. Ma anche più pilone in questo caso. Oh, pilona. Allora, materiale organico scarseggia. Minerali altro abbiamo trovato. Quello l'abbiamo trovato, possiamo iniziare Quello a non fare. c'è. Allora, è vero, c'hai ragione. Non lo evocare perché poi lo sai che quella lega C'hai faceva ragione. strane. Allora, minerali, minatore che è più bravo, quindi ce ne prende un po' di più. Terapeuta, vai a vedere un po' com'è il mondo fuori e vai a vedere un attimo come siamo messi. Non è che la tranquillità è tutta in questo rifugio, quindi te ne vai qui. Per fine giornata dovremmo avere 7 pasti cotti e va bene, ne abbiamo già 8, va bene così. 10 cibo crudo e siamo a posto. 168 di materiale organico che abbiamo messo i potenziamenti e cose varie. 138 minerali, ok. Una perforatrice, una cartuccia per la perforatrice. 3 batterie, 6 componenti per il pilone, alloggi privati completati al 100%, quindi glieli possiamo anche costruire. Però noi avevamo in sospeso ancora l'aggiornamento di tutta la struttura per farla andare meglio. Quindi per il viaggio dobbiamo ancora risolvere 120 metalli, quindi dobbiamo trovare assolutamente una miniera di metallo e farmare come le bestioline che non si fermano un attimo, e 100 di minerali li possiamo trovare. Allora, visto che loro sono belli che organizzati, tra un po' vanno pure al lavoro, noi iniziamo ad uscire da qui, proprio da qui, iniziamoci a prendere il punticino bonus per i potenziamenti. Ok, allora poi ci andiamo a cercare la fabbrica di metallo. Allora, iniziamo così, poi vediamo un attimino il da farsi. Allora, innanzitutto era da qui, vai qui, vai qui, vai qui.
poi salivi in alto, quindi noi adesso saliamo qui. Qui già c'eravamo comunque stati prima. Le erbette di campo sono qui. Continuano ad esserci brutti rumori, però va bene così. Allora, tu poi te ne vai di qua. Eccoti qua, figlio di Bottana. A posto. Campioni planetari. Allora, Dottor Jammox, abbiamo Dottor un Scotti, punto. Cosa possiamo sbloccarci di importante secondo te? Allora, se noi utilizziamo il punto qui e ci sblocchiamo il potenziamento della tuta, tutti questi dopo li possiamo mettere in sequenza e li possiamo continuare a fare. ok. Per quanto riguarda l'economia, possiamo mettere alcuni tipi di avamposti per prendere del 30% più velocemente i metalli, oppure farci vari convertitori in base a La e le exe. Anche. Per la base potremmo fare o le fattorie di cibo, come stavamo parlando prima, oppure scudi del modulo. Sblocco uno scudo modulare che riduce il tasso di usura di un modulo del 50%. Queste sono le cover da mettere nelle zone Pure e si rovinano prima. Come altro non abbiamo niente. Secondo te, oppure sul modulo magazzino grande, secondo te cosa ci conviene fare? No. Dove ci conviene spingere? Onestamente non ne ho idea. 2 braccia in più, miniere, cibo. Facciamo la fabbrica di cibo. Fabbrica di Willy Wonka. E non la posso fare, sì, ce l'ho, solo che ho già i 2 frozzoli. Eccolo qua. Fai prima questo qua. Quindi noi, mentre ci fanno l'officina più per questi qua, dopo questi ci servono pylons che dobbiamo portare all'energia. Dobbiamo puntare una fabbrica di metalli. Fabbrica di metalli. Allora, noi abbiamo intravisto qualcosa? Neanche per il cornicione. Allora, come ci conviene a noi tornare indietro. Per tornare indietro intendo andarcene giù, quindi esattamente di qua. Allora, ci serve il teletrasporto. Poi tanto siamo di fronte, quindi manco per teletrasportarci. Perché qui, allora, ci conviene risalire da qua. Ci dobbiamo ricaricare un attimo, ok. Poi ero deficiente io che mi ricaricavo sempre dall'alto. Allora, no, il piloncino noi ne dobbiamo iniziare a portare uno qua in alto. Poi da qua mo trovare un attimino subito dove costruire qui la miniera. Allora, dove? Da questo lato qua. Ok, forse qui in mezzo. Ok. Bingo.
Allora, Bingo. questa ce l'abbiamo già pronta per il cibo. Quindi facciamo -1. Poi a sto punto qua c'era. Di qua non possiamo passare. Mi serve qualcosa di metallo. Mi sembra che forse nella zona qui qualcosa si vedeva. Allora dobbiamo affrontare un attimo la bestia infernale dall'altro lato. Possiamo andarcene di qua. No, chi nella tu gioco? Sembra lui, ma non è lui. Ho sbagliato. Allora aspetta. Ma tanto quando veniamo con l'altro pilone ci possiamo fare tutta l'attivazione. Allora, tu qua dici che sei proprio minerali. A sto punto cerco di trovare anche te, perché visto che sono zone dove poi noi ci possiamo teletrasportare, almeno ci muoviamo pure un attimino più velocemente. Dice che sei da questo lato qua. Ok, vuoi andare in raffineria? Sì. Vuoi andare in raffineria e possiamo convertire questo in materiale organico. Beh, dai, inizia a fare questo, almeno abbiamo cose per fare cibo. Allora, da qua continua ad andare di qua. Ok, trovato. Quindi qua noi già potremmo pensare di fare. Ah, ma posso minerario di base? No, fermi, qua mi serve il pylons, questo qua. Se metto questo qua si prendono tutti e due. Ok, e abbiamo già un teletrasporto per poterci muovere Che fino a male qua non è. tranquillamente. Ok, va benissimo così. Sta cosa che sono mappe belle grosse, fatte bene, e che puoi mettere gli oggetti e tutte le cose che ti servono in un certo modo. Capo da cazzo. Qui è la zona dove non potevamo salire senza perdere un attimino la batteria. E metalli, dobbiamo trovare le coppole di minchia. Ehi, allora questa è stata una mossa molto scorretta da parte tua. Ti ho fatto un waterfallen. Non sei una brava entità. Ho capito che sei quella che dobbiamo ancora un attimo studiare, però sangue della miseria, non attaccare le persone così. Allora, dobbiamo sperare che sia da quest'altro lato. Allora, aspetta. No, di qua no, ma dobbiamo uscire e andare a destra e salire di qua. Ma non possiamo salire senza la batteria, Ovviamente. che noi adesso abbiamo finito. Allora, vabbè, ce la possiamo ancora fare. Tanto sono pronti gli alloggi privati e possiamo un attimino cercare di capire al meglio la situazione. Noi a parte di qua. Il problema è che qui c'è lui. Noi dobbiamo vedere di arrivare qua, qui sopra qua. E tu se entri da qua perdi la batteria, però poi tu qui c'hai lui da affrontare. Se invece sali da qua consumando un po' di batteria dovresti stare un attimino troppo. Ah, aspetta, fermo. Perdiamo 2 secondi per farne ricaricare uno. Già possiamo salire qua sopra. Senza che aspettiamo che ci fanno la batteria. Allora, tu te ne stai lì, caricarsi voi. Va bene. Sì. Noi riprendiamo dal lavoro un po' di metalli.
trovata, che culo. Che possiamo fare? Questa non è per i metalli, quindi per i metalli ci serve quella potenziata. Al momento iniziamo a mettere questa e vediamo di collegarla. Penso che basta solo un piloncino. Qui non lo possiamo mettere giustamente, quindi mi devo riformulare un attimino sotto. Mettiamo questo qua d'appoggio. Un altro ce l'abbiamo. E se andando più in alto di qua, se lo aspetta che l'hai preso. Ok, facciamo questo da ponte in mezzo e almeno abbiamo anche la miniera di metallo già fatta. Quindi breve cambio. Tu vai qui e inizi a prendere un bel po' di metalli. Minerali ne abbiamo già un bel po'. Allora oggi ho dovuto fare una giocatina. Paletto intermezzo con paletto sopra perché di là era basso, non riuscivo a passare. Ho fatto passare giusto il filo nel mezzo. Ci abbiamo sia la miniera di minerali di livello 1 già attiva e già il minatore è già andato lì al lavoro. E abbiamo risolto un attimino un problema, ma oggi non riusciamo a prenderne tantissimi. Però ci sono andati a prendere anche i metalli arricchiti, quindi da là possiamo prendere altri metalli. Ma arricchiti nel senso che hanno fatto i soldi sulle carte? Sì, sono quelli che si sono presi un attimino più di radiazioni purtroppo. No, pensavo. Allora, no, tutto tranquillo. Paghiamo i contributi agli alters, li facciamo mangiare, tutto a posto. Sono un casino. Allora, volendo migliorare un attimino tutte le situazioni esistenti e non, noi per l'espansione della base ci mancano solo i 120 metalli e per domani in un modo o nell'altro li facciamo. Però noi abbiamo sbloccato gli alloggi privati. Quindi noi potremmo togliere il dormitorio e farli tutti. 30 e 20 sì, lo è poco, però riusciamo a farli. Più spazio, lo zio. Sì, ma a lungo andare, ognuno con la stanzina sua privata. Se manca del cibo in qualche momento, c'è qualche problema, almeno c'ha la stanzina sua, più il terapeuta, noi non dobbiamo arrivare ad avere la rivolta. Devono essere contenti. Stanzina privata. Scelta tua. Però almeno siamo un pochino più tranquilli. Magari se la fanno personalizzata e vediamo varie cose, si aprono di più. Nel dubbio sono 8 stanze. Sono un bel po' di materiali, però. Ok. Questo conviene farcene un altro già adesso. In modo tale che sono pure più persone. Ci fanno il doppio, perché la LX è quella cosa che noi possiamo convertire in varie situazioni. Quindi più ne abbiamo, più possiamo utilizzare la raffineria per guadagnare qualcosa. Allora, ci servono i metalli, ci serve questo da esplorare. Da esplorare, da fare. Siete tanti qua a lavorare, potete lavorare. Allora, produzione, aspetta, prima che te ne vai, fai un bel filtro, così stiamo tranquilli. Ultimo c'hanno il bonus, abbiamo messo. Sì, i filtri durano di più per fortuna. A questo punto noi l'unica cosa che potremmo fare è vedere qualche altro punto sulla mappa e farci qualche altra cosa. Che tanto la risonanza ce la dobbiamo fare a fine giornata. Allora, l'obiettivo principale è che noi dobbiamo arrivare qui e qui. Quindi c'è tutta una zona qui da fare che adesso andiamo a vedere. E noi abbiamo il teletrasporto qui. Quindi ci possiamo esplorare tutta la zona di qua e cercare di arrivare a capire qui almeno. Non lo faremo oggi, non lo faremo domani, non lo faremo tra una settimana, però poi il sole si avvicina e noi lo dovremmo fare per forza. No? Niente teletrasporto. Allora. Ok, si scende di qua. Sto cercando un attimo di capire, stavo girando a vuoto. Allora,
Di qua. Di qua e aspetta, tecnico. 2 filtri batteria, 20 materiale organico. Fai altre 5 batterie, così ce le togliamo da mezzo per il futuro. Allora, di qua, pistola alla mano. Dobbiamo parlare col tecnico e col terapeuta. Allora, giustamente ci voleva il potenziamento che noi non abbiamo, ma Suka abbiamo la batteria. Siamo anche in orario e stiamo riuscendo a fare un bel po', Gianmarco. Il peggio è passato, forse, per il momento. Il peggio di qua deve ancora arrivare. Sì, che questa è la seconda zona. Io immagino ce ne sia una terza. Spero che ne siano tante. Il problema è che... Ok. Oh, aspetta. Questo magari è buono. Questi sono risorse. Aspetta. Questi sono oggetti che possiamo dare comunque agli alters. Altro filmozzo. Una strega esegue uno scambio di corpi tra 2 uomini per dare loro una lezione. Va bene. Stasera doppio filmozzo del settozzo. Proiettore di cielo notturno. Questo è per lo scienziato. Il papà non era un fan delle cianfrusaglie di plastica che ingombrano la sua camera da letto. Vabbè. Ok, già venire di qua. Ottimo. Ehi, scusami, aspetta. Possiamo salire di qua. Magari possiamo aggiustarci la zona qua, ma ehi, sì. Ma tu dici che ci fanno passare? Io già ti dico di no. Purtroppo. Questo lo dobbiamo mettere là. Tu. Aspetta, tu sei normale. Non voglio consumare la batteria. Allora, fino a quando siete quelli normali io vi sfido con immenso piacere. Quell'altro là non riusciamo a passarlo. Stacca, ci stanno tracciando. Si è messo anche lui un pochino di paura, Gianmarco. Allora, nel frattempo, mentre ci arriva la batteria, Kulad Mammat 100 metri. Va bene, ma non è un problema. Non oggi, ma presto ce l'avremo. Allora, questo è da 1, quindi poi possiamo risalire. Ok, sta prendendo pure 6 metalli da lì. E noi da qui possiamo facilmente ritornare giù. Ok, a posto. Ma là com'è bella la nostra casetta. Ma là quanto ci costa la nostra casetta. Sì, ma questo stronzo le batterie quando le fa? Ci vorrà un po' e questa è l'unica cosa che possiamo fare per poi tornarcene a casa, fare risonanza, vedere filmozzo e vedere un attimino. Anche perché poi lì penso servirà una batteria da 3 e dobbiamo cercare di eliminare questo quanto prima. Se non riusciamo a salire oggi almeno ce lo siamo tolti dalle palle per qua. Sì, questi alcuni vanno piano, alcuni vanno un pochettino più veloci, prova a alcuni passarti vengono sotto, subito. no, torni indietro. No, già, ma questo come ti avvicini? Questo è proprio da togliere, perché di qua mo dobbiamo un attimo capire. Provare a fare ce ne sono 2 addirittura. Ok, 98. 2 secondi. Fatto. Ciao Quellone, rieccoti. Un attimo solo che vedi 2 secondi che ti distrai
Dove cazzo No, sta? c'ha un po' di difficoltà con sta roccia. Non gli sta tanto simpatica, scivola ogni... Scivola, ti ho detto che scivola. Eh. Questa è alta montagna, Giamma. Scivola. Dai, dimmi di sì. Dimmi di sì. Sì. Ce l'abbiamo fatta proprio per 29 più 1,30. Gianmarco, dobbiamo andarcene immediatamente da qui. Quanto ci vuole per la prossima batteria? Ci vuole tanto. No, credevo che era uno di quelli imbattibili. 23, è un minuto e qualcosa, ti puoi aspettare un minuto qua. 45 minuti in realtà, che là dovrebbe essere... Ehi, no, scusami, Pippo e Baudo. Vai via. Aspetta un attimo. Non ci sono. Tu qua non puoi arrivare. Però ti espandi. Voi siete quelle che io non riesco a passare. Aspetta, quindi forse pure le altre funzionano così. C'è da qualche parte che si attiva, quindi tu elimini quello piccolino e poi lui non ti rompe i coglioni. Aspetta un attimino. Cici, vieni. Devi solo aspettare che Illuminator batteria 1. Quando ci guardiamo il panorama. Qui non la possiamo fare la rampa, Gianmarco. No. Quanto sei? Allora sì, qua ci vuole troppo tempo. Va bene. Torneremo domani con Fucio di culo in questo modo qua. Tanto comunque pensavo erano più passaggi per arrivare. No, su sta pietra lui c'ha proprio dei problemi psicomotori. Vabbè, allora. Qua abbiamo preso tutto, dobbiamo andarcene per di qua. Però abbiamo messo la miniera. È un po' emozionato sulle rocce stasera, sì. Vabbè. C'è un po' di emozione. Via. Abbiamo preso un bel po' di risorse, metalli, abbiamo messo la miniera e tutto. Io mi ero proprio dimenticato della zona lì che già avevamo trovato qualcosina. Tutto è bene, ciò che finisce bene. Abbiamo già la zona dell'avamposto per... Francesco, ci sei ancora di sottofondo? Ci senti? Ti devo dire un fatto e mi sono dimenticato di dirtelo prima. Se ci sei, batti un no, clic. era l'altra zona, aspetta. Poddato, ma poddato alla grande. Fino da qui adesso ce ne possiamo andare da quello, non quello presente in chat, ma da quella stazione mineraria. Allora. Sì, un momento. Allora. No. Sbagliato zona. Allora Giamma, così come nella vita, così come durante una missione spaziale che non sta andando tanto bene, prima il dovere anche perché è salute. Assolutamente sì. Tanto mo uscirà il malaccio sotto. Just lie still and think of something engaging. When will you have the results? Not before I finish scanning everybody. You're the first one, so after we finish, you can go to bed and come back in the morning. I should know more by then. Tanto tecnologia futuristica. Fatto, andiamo a fare il piacere. A posto. Giocato a Dead Stranding per caso. Mi è sembrato, capito? Ricordo chiave creato. Ok. Quindi se tu fai determinati ricordi chiave, ti sblocchi il vero finale. Sicuro. Dobbiamo parlare con qualcuno? Allora, intanto ho visto che c'è il botanico qui. No, va bene. Possiamo parlare con nessuno. Vabbè, mo loro si stanno a fare la cosa, tanto mo li richiamiamo per quanto possibile. Ragazzi, allora ci siamo fatti tutti il test, siamo tutti preoccupati per gli esami. Avete questo, moriamo come la pecora. È possibile. Vediamoci il film per stasera.
Salve Christian Jack. A body swap. A mysterious old crone made Michael live as Paul and Paul as Michael. But Pass me now another they beer, swap. Ma erano quelli di prima? Sì, sì, sono sempre loro, zii, gli attori sono sempre gli stessi. No, sono proprio due personaggi di prima, quindi magari le due storie sono collegate. Guarda, pure gli abiti. Now you see what fools you once were. Have you become new men now that you've seen the world through another person's eyes? Yeah. No, yeah, totally. All right. Now that that's over, we gotta talk. Yes, talk. Your body is so weird. Exactly, yours too. I didn't realize that just being a little shorter would be so disorienting. Being left-handed for a second was nuts. I didn't know ink smear was such a thing. Hey, Sì, but could we sì, talk about stanno continuando la cosa di prima, Giamma. and how you realize how difficult the other person's job was in its own way? Yeah. Dude, colors. Oh my god, colors. Colors! Oh my god, colors. Like, I look through your eyes, and all the colors are different. I literally wasted the entire first day, didn't go to your daughter's piano recital, because I was stuck staring at this patch of grass that I knew was green, and everyone would agree is green, but inside of you it looked like what I would call blue. Does that make sense? Like a Yeah, duck totally. ball. Like, I finally put back on your wedding band, and the gold looked green. It really messed up my sense of, like, objective reality. Which of our reds is, like, the real red? I feel like both of them are, right? If we both can point La to it. strega vorrebbe di qualcosa. C'è anche una strega in tutto questo, non ce lo I don't know a dimentico. lot about science. Ha! But also, if we could bring it back in, you have come to understand your lives in earth-shaking new ways, right? Yeah, probably a better person. Mm-hmm. Whole new man. I knew it! Yes, please, regale me with the wondrous things you've learned. We will. We just swap bodies, though. No, I understand that. Actual bodies. Like, think about that. Like, But- no, think about it. Think about it. Like, actual literal body. Think about that. Ma lei è Think una about strega, that. lo sa Dude, you questo. taste differently. I used to love salmon, but salmon was so gross in your mouth. Blueberries sucked in your mouth. Vision sucked in your eyes. Everything was just so blurry. I feel like you need That- glasses, man. Sì. No, it's not that bad. No, it's bad. It's not that bad. I just get a little bit of, like, screen fatigue. I don't think it's screen fatigue. I look at screens all the time. Okay, maybe I look more. I don't know. You should get Flux on your screen. What is it? It's this app that you can get where it's time to, like, Che è vera, sunset, esiste. and then it Esiste, adjusts your light. I think it goes from, like, a blue to an orange base, like a tungsten. Okay. Paul, you thought that web was going to solve Per all mai your te lo fa problems, but Windows now di you base, learn quindi that va happiness bene. is E aiuta found- effettivamente. Did you about that, like, little twinge in your abdomen? Oh, that flagged for you? Listen, I don't want to, like, worry you about it or anything. I would just talk to a doctor if I were you. Again. Michael, what did living in Paul's body teach you about your relationship with your sin with me, Father? Man, your body is so fatigued. Come on! I don't let myself fall asleep. Like, I'll So start watching stupid. TV and then, like, another episode. Well, I got you a consistent 8 hours every night, so see how that affects your sleep cycle. Okay, thanks. Yeah, I'll try to keep that going. We're talking about sleep. This is just like third after weather and traffic. Oh, dude. Hey, not to be weird, but... Oh, same page. Nice dick. All right, you know what? Forget you guys. Non ha detto Hanno per fatto, sedere, hanno nice fatto, dick. 100 years studying the stars, Fatto un check, reading fatto un smoke checkino. signals to teach you two idiots a life-changing lesson. I want to talk about the friggin' size of your dicks. It's not even a size thing. Oh, seriously? What a waste on you idiots! You'll never know how hard this was for me. Wait a second. Yes, you will. Non fare lo... No, no. Strega, hai fatto il guaio. Now you fools will finally see... Oh, your blue's my brown. Right? Vabbè, sì, è finito. Finito. Absolutely, No. body positivity, but I feel disgusting. Va bene, va bene. Due film stasera, Giammo. Tutti allegri, tutti felici. Ragazzi, andiamo a dormire nell'infermeria, così ci curiamo pure un pochino le radiazioni. Domani avremo il responso. Su 20, l'ultima giornata riusciamo a farcela una ventina di minuti. Il sole è lontano. Solo lontano. Il sole è lontano. Per quanto ancora? Non si sa. Sempre troppo poco, Giamma. Scienziato. Hai i nostri risultati? Mi sono manco alzato dal letto. Results. Yes. It was a long night, Okay. but everyone got scanned. I've just finished running the results through our medical software. And, Eh? well, there's no easy way to put it. Eccola, It's there. eccola. Mutated tissue. It's growing in our brains. Così come ce l'hanno loro, così ce l'abbiamo noi perché siamo tutti degli alters.
we all have it? No, No, allora no. not all. Aspetta. Almost everyone is affected, but there's Sì. one exception. You, Jan. Ah no, allora aspetta. No, noi siamo originali. Allora, only one that's aspetta, clean. finora la teoria Holy reggeva. shit. You Un'idea. know what that means? Mm, la crescita accelerata, magari. Che crea Forse sta Ravidium, cosa. in realtà. Dipende dal That Ravidium. it's because of Rubidium? Oh, I wouldn't go so far. You were the only one who wasn't created with it, true. Mm, But there were so many other factors. The speed with which our brain tissue was forced to grow, external circumstances, like radiation, that could have disrupted the process somehow. There are two things we know for sure. Ok, cosa possiamo One. fare? Creating any other altar will most probably result in the same condition, and two, if we don't find a cure, we will all die. Just Ah, like è nel she. giro di pochi Including giorni. except for Benissimo, abbiamo trovato la nostra nuova missione It's a matter of principale. Che days. ti serve? Cosa ti serve? Non... Look, Va bene, una domanda. Una I domanda know pure you're per not capire the meglio. emotional type, but is this the moment you want to talk about how you feel? I appreciate what you're trying to do here. Stop and think about it for a moment before we move on to try and find a solution. But what do you want me to say? La pecora è If you morta look at it from a certain all'improvviso angle, e death esaminandola, is a esaminando gli logical alters, è uscito outcome che of c'è events. questa massa che si crea nel I cervello suppose not e knowing tra un paio exactly di what giorni in caused it game bothers loro me saranno more tutti than morti. not Quindi being o immortal. troviamo una cura o The muoiono only thing I'm tutti. really scared of is the possibility that this mission will Quindi fail rimarremo soli, because non penso I won't be è game around. over, non penso ti metti a rifare gli alters e fare tutto in un No, certo no. modo. So, Come troviamo la cura? how do we find a cure? Well, Stiamo partendo già benissimo, I Gianmarco. don't Siamo know. partiti proprio Try as I alla might, grande. this Ok. is Però c'è il where medico. my expertise Già ce ends. l'abbiamo. Abbiamo medicozzo. Oh, come on. I don't believe that. You always have something Magari ci smart entra to la- say about everything. And you never give up, do you? I have to say, Ok. it's contagious. I don't know, Jan. Sì, tutti felici, Maybe vai, the nonostante people who state per told you to morire tutti, branch però mo yourself cerchiamo will una be able to help soluzione. us. Maybe. I am still waiting on a call from Lucas about the coordinates. Ok. It's worrying he hasn't got in touch yet. Mm. Well, let's hope he does. In the meantime, the best we can do is focus on getting rid of that Ok, gravity noi il distortion. medico già ce l'abbiamo. Ci deve solo Even di if we poi can't parlare get col to the end medico. of the mission, at least we can clear the path for you. Okay, Matt. E noi mo già ne andiamo a Thanks. mettere una lì sopra. Allora, possiamo parlare col medico. Si trova all'avamposto dei materiali, dei metalli arricchiti. Ad umore non stanno messi bene, Rodri. Allora, Lui è incazzato. È proprio incazzato forte. Si è cagato sotto, spaventato, è è incazzato, furioso. è quasi in preda al panico, è furioso. Ah, vabbè, oggi giustamente per la cura. C'è il problema della cura. Sì, mo Mo ce ne farà. usciamo facilmente. Allora, innanzitutto ci serve il medico qua per poterci parlare meglio. Quindi il medico lo mettiamo con la scusa di cucinare. E ce l'hai le cose da fare, così fai pure gli spostamenti. Allora, inizia a venire tu qua. Should I do this now? No, scienziato, aspetta un attimo. Già hai fatto tutte e due. Ottimo così, aspetta un attimo che ci sono altre cosine da fare. Allora, innanzitutto
Esplorando la mappa dobbiamo vedere di trovare le altre cose. Ma però possiamo uscire fuori e andare a fare di là. Se non sblocchiamo questo non possiamo andare. Capacità della sonda 2. Se fa qualche sonda in più così li troviamo più facilmente. E ci fai pure. Ci fa pure questo. Tanto al momento non è che ci abbiamo tante alternative. Allora, il medico è in cucina. Signor medico, ci scusi, prima che morite tutti, che possiamo fare? Hey, how are you holding up? It's, all very confusing. Things are happening so quickly. I've just woken up to this strange reality, and now... death? I thought I was prepared for it when I applied for this mission, but it doesn't make any sense. Medico, scusa, tu che sei medico, puoi fare collaborazione con lo scienziato e... Non ancora. Aspetta un'occasione per parlare con Lucas della malattia. Ci deve arrivare per forza a livello di gioco la chiamata di Lucas. Quindi ok, allora ci possiamo organizzare in questo modo qua. Qua. Non ti conviene parlarci prima, lo zio? Prima di buttarli fuori. Allora, effettivamente sì, facciamo così, aspetta. Oh, il minatore non è qui. Medico. Anzi, tecnico, tu vai qui. Ti manca l'appello. No, ci sono tutti e 6. Lo scienziato non ci devi parlare. Ok, Allora. allora. Sono 5 in realtà, lo zio. Tecnico in officina. Ah, non hai messo il terapeuta. Però non ci... No, ci devi parlare pure col terapeuta. Infatti lui è sotto. Terapeuta, ok. Poi dopo ce li sistemiamo. Allora, minatore in cucina. Ah, il terapeuta ci è passato davanti. Allora, minatore. Magari qualcuno di loro può How are you holding dire up? qualcosa? Shit, man. What can I tell you? It's what always happens, right? Just when you start hoping things can change, someone or something decides to drop a Non a tutti i torti. goddamn bomb on you. Story of my fucking life. Don't worry, Beh, we'll find a way out tranquillo. of this. I'm sure of it. Yeah. Jan Dolsky never gives up, right? We're just gonna work our asses off until we either make it or break it. Yeah. Tanto, o moriamo così o moriamo per colpa del pianeta e tutto. Quindi a sto punto, ok, sono tutti e due nella serra. Magari facciamo la doppietta. Allora, botanico. Hey, Ah, il proiettore va lui. Ah, è lui, ok. what do you think? You heard the news, didn't you? We're going to die. Cioè, no, mi chiudo una sigaretta, invece come no? Io era quello più sentimentale con il rapporto con la nostra ex moglie barra amica. Non lo permetterò, Ok. almeno così si tranquillizza. I won't let that happen. Good. Jan, do something. Questo è entrato bene. Because I don't want to go. I'm not ready. Not yet. Hey, I found this. Non penso finisce il gioco col colpo di scena. Oh, stiamo per morire e poi dobbiamo aspettare il secondo e che tiro uno di quei bestemmioni Projector. incredibili. It's symbolic that you took it with you. I guess it reminds me of the first time when I thought it would be cool to explore space. Really? Huh.
For me, it's more about feeling at home. Noi abbiamo trovato luoghi diversi, in caverne, in varie zone, anche spostandoci per chilometri, tutti oggetti soltanto i nostri stiamo trovando. Solo i nostri. There's Vabbè. nothing more to do here. Should I move there? Ok, aspetta un attimo che c'è pure lui. Hey man, E a lui possiamo parlare del veicolo. Ok. first Molly Quello che abbiamo died. trovato lì sopra, che dietro c'era dello spazio dalla mappa, magari possiamo Must be farci hard for qualcosa. you. Am I taking it? Well, I've been thinking. If Molly was the first one you created, and I was the second one, does that mean I'm next in line? Un altro motivo per Maybe. sbrigarci. All it means to me is yet Scusate another se reason non to sto hurry up and get you all lasciando cured. Unless this planet has other surprises up its il sleeve. pull per far rispondere anche voi, ma non so se ce la facciamo col tempo pure per non far tornare a casa Gianmarco troppo tardi, quindi Who could have questi che expected sono that? dialoghi minori li The passiamo un irony attimino is, I liked velocemente. being around that creature. Tanto da questo farmiamo un po', ma andiamo avanti, il tempo subito finisce la partita. Tanto ti do l'anteprima, Gianmarco. Il sole si sta avvicinando. Troppi giorni che è lontano. No, Yeah. ok. Me too. I thought I was the only one who missed the poor beast. Did she remind you of Mom's dreams too? Almeno dovrebbe essersi calmato un po'. She always wanted to move to the country and settle down on a farm. She wanted to raise sheep, remember? It only came back to me after Molly went. Yeah. True, I'd forgotten about that. Dad never took those dreams seriously. And neither did we. That's an understatement. We absolutely hated them. Her annoying love of nature. Every weekend she'd go, Jan, why don't we go for a walk? See how the park has changed since last week. Looking back, Eh sì, I wish I'd said yes more often. se pure io se potessi tornare indietro su molte delle cose Our su idea cui ho of detto perfect day no, was to stay in our cazzarola room all che day testa di for cazzo che days. sono stato. Luckily, she let it go eventually. Oh no. Now, she gave up on us, but she Ok, never c'era qualcun let go altro of her con cui si sanctuary. doveva parlare per caso? Sanctuary? What do you mean? In the park? The bench? Yeah. She couldn't have a house in the country, so she found herself a hideout in the city. Her favorite bench. She revealed her little secret to me years later. You're telling me she never took you there? No. No. Right. I guess that's because it was after Dad moved out. You were gone by that time. You should take me there one day. When we get back. I'd love to see it. Don't do that. I'm not a kid. Tanto così il finale scappa con tutti e loro non vengono uccisi. All I C'è, can do sarebbe is- giusto. c'è. Imagine I'm sitting there, looking at freaking trees with her again. This place here makes you forget what trees even look like. And after she passed, I went to sit on that bench on my own. Every time I was down, I went there. It comforted me. I guess I could really use a place like that now. Molly è una C. Sì, I found something sì, interesting quella outside. era Dolly, il Nice fatto che exploration dicemmo l'altra volta. Landed quite a Oh, distance che from where puoi the fare base was dropped. con il veicolo là? Huh. No kidding. A buggy? More like a truck. But it's busted. Oh, damn. I bet it's one of those tour vehicles. Did you know they were radiation proof and you can stay out in them for days? Possiamo apprendere qualcosa per le radiazioni? Is Sì, there non any è che puoi chance you could do fare... something to get it up and running? Up and running? It took a mighty uncontrolled fall from what you're saying. I wouldn't get my hopes up.
Ok, allora. No, Molly, trust me. Era Molly? Ah, Ci ok, fidiamo ok. di te, quello. Questo me lo andiamo a fare. Si cerca il modulo parco con panchina. Questa è la missione che ci ha chiesto là, quindi dovremmo andare a capire un attimino la situazione. Manca C'è solo il il terapeuta. terapeuta nella raffineria che si vada qua. La raffineria. Okay, I'm done. I can do this now. Allora, aspetta, mi ricordo solo che vuoi? C'è qualcosa per la cura? Hey man, you're clearly Sì, angry. vabbè. Well, it is my right to be angry. Yeah, of course, but what can we do? Is there a technique to help you calm down? My mentor, Edgar, taught me how to get into a meditative state very easily. Ringraziamo Edgar a He questo punto. was incredibly good at regaining composure in any situation, really. Come How funziona? does it work? Do you repeat mantras or sit cross-legged in the street? All of those things can help. You need to reach inside and cleanse yourself from all emotions. Everyone achieves this state in their own way. I built my mental hut, an asylum in the middle of a desert where I can quickly go and detach myself from any stressful stimuli. Almeno sono tutti un pochino più calmi, tranne il tecnico. Allora, iniziamo a fare una bella doppietta. Stanza di recupero. Terapeuta. Abbiamo il tecnico che è incazzato proprio nero a bestia. Così. Poi mettiamo per i metalli. Ed era avanzato per minerali, no, è l'altro, quindi minerario mettiamo il minatore, che è un pochino giù di morale, stare anche lui di là non gli farebbe male, però va bene così. Allora, tu vai qui. Pasto cotto ne abbiamo 15, quindi va benissimo Devo così. parlare Cibo ancora col crudo, terapeuta, se tanto mo lo troviamo proprio nella saletta lì e ci parliamo tranquillamente. Qualcosa in officina. Allora, botanico. Ok, possiamo farne anche di più. Allora, ci mettiamo questi e questi in modo tale che sta lì tutta la giornata e ci riempie di materiali. Ok. Should I help with this now? Nell'officina dobbiamo arrivare a 100 metalli qui, quindi al momento non dobbiamo fare niente, che 4 batterie, una cartuccia, il grosso l'abbiamo fatto. I metalli ci servono. A sto punto te ne vai pure tu a prendere qualcosa e prendi i minerali. Aspetta, chi dovevo spostare? Il medico Juan. Medico Juan è qua. Ok, mentre voi lavorate così, noi dobbiamo andare. L'officina, la stanza di recupero è lì in basso. Infatti non ci siamo mai entrati. Ah sì, giustamente il magazzino è tutto. Allora, salve. Hey, how are you holding Allora, up? li passo un attimino, Oh, se no non ce la I'm facciamo. painting. Surely you have. Ascoltare musica. I don't know. Oh, yeah. So, it,
Ok, Got your tanto sono coffee? tutte I'm frasi still getting my bear. One doesn't get. secondarie sotto un certo punto di vista. Allora, I know we really need. I can see there's a. I just wasn't maintaining a professional. effettivamente siamo in situazione di emergenza. Are you seriously worried about that? Believe me, I don't know if you've heard. Huh. There you go. Okay. What? Well, it must be tough. Wow. That's what I maybe. Così ti Whatever. tranquillizzi Anyway, ancora di più. Ok, perdona se ti abbiamo skippato. Gli Alters hanno trovato qualcosa nella serra. Che avete trovato? Dei toporagni? Cosa c'era là dentro? Allora, dobbiamo andare subito. Ah, il botanico, lo zio. Mi sa che è questa cosa della serra. Scrivo qualcosa che ci hanno detto. Il botanico adesso si trova in raffineria, quindi stiamo andando bene. Dica? I can. No, Aren't you? soltanto un pochino incazzato. Allora, Work is the best. è successo qualcosa di brutto. Lo scienziato, lo zio. È successo un mordello, lo scienziato vuole parlare, è successo qualcosa. Scienziato, però dobbiamo trovare un attimo un accordo su dove ci troviamo, perché se no non ci troviamo. Cazzato pure lui. Why is everyone talking about the greenhouse? Che cazzo è successo There in quella was a serra? repeating leak, and it broke down. Because of the leak. Because of a giant turnip that damaged the irrigation system. Possiamo fare le verdure più grosse? That's actually currently you can't grow anything in there, Jan. Anyway, given the enormous size of the turnip, I'd say it equals. Oh, 5 il portions of rapone è raw bello food. grosso. Ok, va bene. Allora, mo se ci fate uscire mentre tu qui stai facendo le ricerche. Faccio la pipina almeno. Sì, io torno un attimo di qua. Mi inizio a teletrasportare ed era qui. Tanto mo batterie ce ne abbiamo. Batteria principale ce l'abbiamo. Ok. Sono le 16:17. Riusciamo a fare giusto sta cosa e andarcene poi a letto. Poi lo continuiamo in questi giorni tranquillamente. Però ci siamo portati degli ottimi risultati stasera a casa. Allora, 3 qui. Allora, no, c'è da eliminare lui. Allora, aspetta, via. E ma non dovresti tornare più. No, perché ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Quindi questi che si espandono hanno vari piccolini all'interno e vanno tolti per poter togliere il tutto da mezzo. Ok, fatto. Allora, bingo. Ok, prima mappatura effettuata. A posto. Jan, there's an issue we need to discuss. Let's meet. Ok, benissimo. Questa ce la conserviamo per la prossima volta. Una cosa che possiamo fare giusto per guadagnare un pochino di tempo è andarcene qui
Niente, su sta parte di mappa ho un po' di problemi con le rocce. Allora, già Mox, ho messo quella cosa. Sì. Si è fatto un pochettino di scansione e lo scienziato ha detto ti devo parlare, è urgente. Quindi già sappiamo cosa fare pure la prossima volta. Allora, faccio passare un po' di tempo qua e c'è anche la chiamata, ma la facciamo sempre la prossima volta. Allora, torniamo alla ruota e si va a letto. E già sappiamo come muoverci la prossima volta. Ottimo. Non abbiamo radiazioni, quindi possiamo dormire nel nostro letto. Ragazzoli belli, anche noi stacchiamo, andiamo anche noi nei nostri lettini lettucci. Buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte.